Accanto a lui il sindaco di Tarcento e il presidente del Consiglio regionale Jacob stanno arrivando con le torce, si avvicinano dunque al Pignarul Grant, stanno per incominciare questa accensione. Noi non abbiamo mai saltato un anno. Si stanno passando i fuochi da torcia in torcia. Molta attesa tra la gente qui presente a Tarcento, a Coia di Tarcento, per questo Pignarul Grant 2016. Poi diamo. Sì, dopo. Dopo. Buono. Aspetta che... Dovete disporvi in giro per dare fuoco tutti assieme almeno, no? Pronti? Via! Via! Si sono disposti dunque tutti in giro al Pignarul Grant di Tarcento per iniziare questo fuoco epifanico 2016. Il vecchio venerando con la sua torcia inizia a ardere, come potete vedere da queste immagini, questo Pignarul 2016 qui da Coia di Tarcento, e noi staremo accanto al vecchio venerando per farci dire dunque le previsioni per questo 2016. Il fumo ha preso la sua direzione. Ha già preso la sua direzione. Senti, venerando, vuoi dire qualche cosa a quei simpatici individui che hanno bruciato oggi il Pignarul a Magnano? Anzi, Quelle sono cose che non si fanno. Questo è vero vandalismo, no? Perché è andare anche contro la propria tradizione, contro la propria cultura. Non si possono fare certe cose, non si accettano. Ecco. Com'è questo Pignarul? Il fumo ha già preso una direzione. Il fuoco è bello, è già arrivato fino sopra, vedi? Da dietro però. Perché l'ha spinto un po' il vento. è sempre un buon segno. È da No? sottolineare, Sì. Dopo vediamo il resto. da sottolineare la solidarietà di tutti gli altri pignarulars che hanno portato materiali oggi tutto il giorno a Magnano per riuscire a rifare il Pignarul. I Pignarulars Ma argentini? tutti i suoi terzi. Bravissimi. Infatti è stato veramente bello e credo che dopo andrò là. Perché io da qui, visto qua, dato le mie opinioni per qui, quelle che dà lui, no? Andrò a Magnano a dare un'occhiata, perché lo reputo corretto. A Allora, volte negli anni è caduto il Pignarul. sì, anche alcune parti. l'anno scorso è caduto un bel pezzo, è caduto diciamo un terzo. Caldo, scalda, che bene. Il caldo di ogni anno. Sì, e abbiamo le temperature più alte, no? Giusto? Che sta bruciando. Che qua? C'era anche il telefriuli. Dai, va. Io mi metto il cappellino negli occhi. Quanto manca ancora, vecchio venerando, per poter... Si può già dire qualcosa qui. Praticamente avremo una buona annata, un po' sacrificata ma è buona perché non va a est, ma insomma neanche proprio, perché noi dobbiamo fare il confronto con l'angolazione del castello, no? Noi abbiamo il nord, adesso io ce l'ho alle spalle praticamente, e lì siamo in direzione sud. L'est è di là, l'ovest ovviamente dalla parte di qua, no? E il fuoco si è sviluppato bene, ormai sta riprendendo anche quella parte che non aveva, che era rimasta un po' indietro, e io direi che sarà veramente una buona annata, con un po' di sacrifici perché quelli non mancano mai, no? E invito tutti a tenere duro, nel vero senso della parola.